Buon pomeriggio, buon fine settimana ai nostri telespettatori e telespettatori del Punto, pronti per una nuova puntata, pronti per raccontarvi un'altra settimana. Oggi approfondimento, focus sugli aeroporti, sul trasporto aereo, sul turismo, sui dati che ci raccontano questi scali, soprattutto quelli di Catania e Palermo, che adesso diventano tra i più appetibili in Europa, quindi numeri sempre in crescita. Ci sono in corso dei processi di privatizzazione, quindi gli scali che da pubblici diventeranno o passeranno in parte ai privati. Tutto questo lo racconteremo all'interno della trasmissione. Non mancherà un focus sul scandalo della sanità a Trapani dopo la revoca al manager Ferdinando Croce, ma prima di cominciare intanto vorrei ringraziare tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito la settimana scorsa, numerosissimi, con ascolti da record, quindi grazie a tutti i nostri telespettatori che ovviamente ci danno sempre fiducia. Oggi tanti ospiti all'interno del dibattito della trasmissione, ma l'anteprima, come sempre, è dedicata alla settimana che ci racconta Totò Calì. Ciao Totò, benvenuto, buon fine settimana. Allora, intanto, aspetta un attimo, devo sorridere. Vai, sorridi, che è Devo successo? sorridere perché il giornalaio mio di fiducia, che si chiama Fabio, mi ha detto che io sorrido alla fine. Invece no, Allora ho sorriso all'inizio, poi salutiamo sorriderò anche Fabio, alla fine. bravo Fabio, grande commento. Fabio Anche l'edicolante. perché uno degli ultimi edicolanti a Catania, infatti c'ha la maglietta WWF lui. Merce rara, noi li Merce rara. sosteniamo gli edicolanti. Bene, Forza edicolanti. Allora ecco qui. Totò, che settimana è stata questa? Sempre E politiche, sempre politica geopolitiche. internazionale. Lo vedi? Abbiamo anche qualche personaggio illustre, il Papa, Sgarbi, andiamo a Vai, vedere. andiamo a vedere. Prima vignetta. Allora, con l'aria che tira, che fine faranno i fondi dell'Unione Europea destinati alla Sicilia? Noi uniamo cultura, tradizione e armamenti, faremo i carretti armati. Mi pare anche giusto, no? Insomma, Arma- al passo con i Carretti tempi. armati. Carretti armati. Anche divertenti da vedere. Anche divertente. Così tutti colorati, no? Non si mimetizzano. Colorati, certo. Non si mimetizzano. Subito, li colpiscono i primi. Ai primi. Vabbè, andiamo avanti. Prossima Vabbè. vignetta. Andiamo avanti. Ah, C'è l'Europa, l'Europa. Allora, i è dazi, questa è pronta a la vignetta è reagire sui ai dazi. dazi. Ai dazi Sui che dazi. che sta mettendo Donald Trump, no? Sui prodotti, Donald Trump, sull'IVA. Perfetto, certo. perfetto. E quindi c'è l'Europa che parla con la Statua della Libertà, simbolo insomma degli Stati Uniti, e fa mortacci soia. Anche questa molto divertente. L'Europa piccolina, però, sta dimostrando di essere più piccola della Statua della Libertà in tanti Sì, aspetti, come in realtà è. come in realtà. Vai, andiamo avanti. Allora, il Il Papa che esce Papa, dai siamo tutti gemelli, contenti, no? Per il dal Papa che gemelli, esce dal Gemelli, che ritorna, certo, insomma, in ci mancherebbe. Vaticano, il Papa, Papa Bergoglio, Papa Francesco. Allora, che ci dice Papa Francesco? I dottori dicono che ha rischiato la vita 2 volte Eh? e lui esordisce, sono vivo per miracolo, insomma, chi meglio di lui, Che meglio di lui, insomma. Funzionano, avendo agganci importanti. i miracoli funzionano, c'è un testimonial dei miracoli. Andiamo. Poi è venuta Povero, fuori la notizia che Sgarbi sta male, è povero ricoverato al Sgarbi, no? Gemelli anche lui. Quello che chiamano un Eh, male è oscuro, la depressione, un poverino. male oscuro, la depressione. Eccolo qua nell'urlo di Munch, famosissimo, e lui è il quadro clinico Il in quadro questo clinico. caso Forza di Sgarbi. Sgarbi. Sgarbi, tra l'altro, è stato tante volte ospite della nostra trasmissione, ci ha fatto sempre divertire, riflettere, quindi Certo. lo rivogliamo qui più in forma che mai. Prossima vignetta, ne abbiamo ancora? Sì, sempre tra. Sì, beh, qua c'è Donald, ormai lo chiamiamo Donald, di quante Donald, volte lo vediamo e di quante volte ne parliamo, Donald. Era che tipo dice Silvio, addio no? Ucraina, Esatto, addio c'è Ucraina. questa clessidra, il tempo che passa è l'Ucraina che diventa Stati Uniti e sono le terre rarefatte in Rare quanto fatte. lui, come sappiamo, vuole appropriarsi delle terre Abbastanza rare profonda questa. dell'Ucraina. Abbiamo l'ultima, credo, no? Penso di sì. L'ultima, Sì, eccola qua. Giorgia, dopo Donald c'è Allora, Giorgia. soldati italiani, Vai. solo con l'ONU. E Soldati quindi non italiani, c'è cioè ti truppa sei per fatto una gatti, domanda, insomma. aspetta, non la vedo più. Ti sei fatto una domanda, soldati No, no. italiani solo con l'ONU. Allora, lei ha dichiarato che se dovessero entrare in gioco i soldati italiani lo faranno solo insieme all'ONU.
Perfetto, E quindi quindi, poi cambia idea ogni ah, 15 minuti, quindi è difficile. quindi che dice lei, Giorgia? Non c'è truppa per Non c'è gatti. truppa per gatti, mi sembra corretto, diciamo, come impostazione. Allora, Totò, grazie, grazie, Il grazie. sorriso, E sorriso come alla fine, mi all'inizio. raccomando, come all'inizio. Salutiamo Fabio Ledicolante, salutiamo tutti i tuoi Certo. fan che sono numerosi, lo sappiamo. Dicono, bravo quel Totò, vorrei fatto una vignetta anche io. Insomma, c'è la coda qua fuori, Eh, Totò, lo sai? Grazie, grazie. Allora, buon fine settimana anche a te, Totò, Va grazie, bene. ci rivediamo la prossima settimana. Buona continuazione. Grazie, tra un po' aerei, aeroporti, turismo, dati sul turismo, insomma chi più ne ha più ne metta, con un sacco di ospiti comincerà ufficialmente il punto. E ancora ben trovati, buon pomeriggio. Dopo le vignette, l'anteprima di Totò Calì che ci ha fatto un po' vedere anche col suo tratto di matita un po' di realtà, bella quella del carrettino siciliano, insomma il carro armato siciliano con la pezzatura dei carretti siciliani antichi, insomma tanto per non farci dimenticare in che periodo stiamo vivendo. Oggi parleremo, lo abbiamo detto nell'anteprima, di aeroporti, di quello che c'è dietro le privatizzazioni, quello che potrebbe esserci, lo sviluppo, gli interessi, il business che ci potrebbe essere con le privatizzazioni di tutti gli aeroporti in Sicilia. È un tema caldo proprio perché Catania ha aperto recentemente proprio alla privatizzazione dopo l'ultima assemblea dei soci, ma non solo. Gli aeroporti, come sappiamo tutti, sono diciamo, il volano, il mezzo per traghettare la nostra Sicilia non solo nel resto d'Italia ma in tutta Europa, e spesso l'unico mezzo per far rientrare i siciliani in Sicilia, visto che quelli che lavorano fuori, fanno i pendolari, non hanno altro modo se non appunto la macchina, il traghetto, l'autostrada lunga, insomma per rientrare in maniera comoda. Quindi l'aereo certamente è il nostro mezzo privilegiato di locomozione. Ma intanto vi presento gli ospiti. Intanto buon pomeriggio e benvenuto all'onorevole Nicola D'Agostino, deputato regionale di Forza Italia. Benvenuta per la prima volta con noi in studio Stefania Campo, deputato regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio onorevole Campo. Fabio Mancuso, sindaco di Adrano e attenzione, questa è nuova perché questo è coordinatore regionale di Grande Sicilia, che è nata la settimana fa. Ancora dobbiamo dare gli incarichi, lo daremo in assemblea. Quindi non è coordinatore. Non è così. Glielo do io, onorevole Mancuso, glielo do io. È grande, siete tutti testimoni. Complimenti Mancuso. Bravo. Auguri. Festeggiamo stasera, Mancuso, mi raccomando, con i suoi. Saluto collegato l'onorevole Giuseppe Bica da Trapani, deputato regionale di Fratelli d'Italia. Bentornato onorevole Bica. Grazie, buon pomeriggio. Da Trapani, questa Trapani è diventata un po' insomma al centro dell'attenzione, soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, e non per motivi belli, adesso lo commenteremo. Saluto Nello Di Pasquale, deputato regionale del Partito Democratico. Benvenuto Di Pasquale. Buonasera a tutti. Mi pare che aveva perso la parola, onorevole Di Pasquale, che è successo? No. Mai. Difficile, Mai. molto difficile. Saluto Gioacchino Amato, collega, giornalista del quotidiano La Repubblica, esperto in tutte le questioni. Salve, buongiorno. Trasporti, economia, insomma tutto quello che insomma, è legato a queste materie. Ciao Gioacchino, tra un po' ci raggiungerà anche l'amministratore delegato di Airgest, che è la società che gestisce lo scalo di Trapani Birgi, ci raggiungerà anche il collega Antonio Condorelli. Allora, cominciamo però insomma, da una materia diversa da quella dei trasporti, che è la sanità di Trapani, perché la scorsa settimana abbiamo avuto qui Giuseppe Bica, onorevole Bica, che ha detto aspettiamo di vedere cosa ci sarà insomma, in queste relazioni, vediamo cosa succederà. Di poche ore fa insomma, la richiesta, la revoca insomma, da parte del Presidente della Regione Renato Schifani al manager dell'ASP di Trapani. Ricordo la storia, i referti istologici consegnati con grandissimo ritardo, è diventato uno scandalo nazionale, stanno aumentando, continuano ad aumentare i casi positivi. E quindi insomma una questione che si allarga. Si è trovato un primo responsabile, che è il manager fino a poche ore fa in carica, Ferdinando Croce, che è stato messo lì, designato proprio da Fratelli d'Italia. Onorevole Bica.
Ma, hai detto quello che è accaduto ultimamente nella cronaca. È stato sollevato il direttore generale dell'ASP di Trapani. Io ritengo che sarebbe stato più corretto aspettare il risultato dell'indagine ministeriale, che ancora non è definita e deve arrivare. Il Presidente ha ritenuto di dover andare avanti in questa direzione. È probabile, non metto in dubbio, che Croce abbia qualche responsabilità, ma se ce l'ha sono convinto che è minimale per gli atti quantomeno che ho potuto vedere, visionare. È un fatto è certo che Croce non viene giudicato per il suo primo anno di attività, dove è riuscito in qualche maniera a dare un impulso positivo, diverso all'ASP di Trapani, e se ne sono accorti tutti. Non è un caso che non solo i dipendenti lo difendono in questa posizione, ma anche diverse organizzazioni sindacali sono intervenute sostenendo che Croce comunque in questo poco meno di un anno di attività è riuscito a ben lavorare, a impegnarsi in tutti i settori della promozione dell'ASP di Trapani. È capitata questa tegola. Io ritengo che le responsabilità dei Croci siano minimali rispetto a quello che è accaduto e non credo che la sua sospensione risolva il problema sanitario nella Sicilia, in particolare nell'ASP di Trapani. Anzi, questo periodo così di vacazio può, credo, peggiorare quello che era un programma di rilancio anche della stessa ASP, che Croce aveva iniziato a fare, dal mio punto di vista come osservatore del territorio, in maniera corretta. Onorevole Biga, io diciamo questa è la sua posizione, ovviamente. Diciamo questa è una sua posizione, ovviamente immagino in questo momento personale, non credo sia una posizione del partito, o è una posizione del partito? Gli osservatori del territorio sul lavoro che ha fatto Croce, al di là del fatto gravissimo che è accaduto, ovviamente sui ritardi di questi benedetti esami e sui ritardi che vengono da anni indietro. Io non dico che Croce non ha avuto responsabilità, ma di fatto si parla nei documenti, almeno che io conosco, e nei giornali, di una responsabilità invigilando, che lui non abbia attuato organismi di vigilanza tali da poter comprendere meglio il problema che si era venuto a creare. Un fatto è certo che lui si è attivato quando è venuto a conoscenza del tema, ha coinvolto anche esponenti dell'assessorato regionale, quindi ci sarebbe da comprendere meglio quali sono le sue responsabilità. Non è un caso che Croce, nel momento in cui subisce questo procedimento, tiene duro, diciamo, nel senso che sostiene che lui ha agito correttamente e bene e che addirittura preannuncia che molto probabilmente effettuerà un ricorso, quantomeno difenderà quella che è la sua posizione per la correttezza del lavoro che lui ha svolto fino ad oggi. Io posso semplicemente dire che al di là di questi fatti assolutamente incresciosi che non dovrebbero accadere, che per il resto Croce ha fatto un buon lavoro all'ASP di Trapani in poco meno di un anno, e sono strutture complesse, molto grandi, dove in così poco tempo riuscire comunque a comprendere la funzionalità e a poterla far andare bene non è neanche una cosa semplice, ma lui in qualche maniera ci è riuscito. Lei in qualche modo lo giustifica, quantomeno da tutti gli operatori del territorio. In qualche modo lo giustifica. Vorrei sentire anche gli altri deputati regionali che ne pensano, onorevole D'Agostino, Stefania Campo, Nicola Mancuso, Fabio Mancuso e ovviamente Nello Di Pasquale. D'Agostino. Io capisco la difficoltà del collega Bica di dover difendere Ferdinando Croce, che è persona che io conosco, che umanamente mi dispiace quello che gli è accaduto, così come può dispiacere a chiunque di noi, qualunque cosa accada a un collega piuttosto che a qualcuno coinvolto nell'amministrazione regionale. Ma non c'è dubbio che in capo al direttore generale ci stanno onori e oneri. E siccome questa è una cosa veramente brutta, io credo che il Presidente della Regione, l'assessore Faraoni, i direttori generali della sanità, gli ispettori che sono stati inviati da parte della Regione non abbiano assolutamente potuto prendere questa decisione a cuor leggero, e difatti non l'hanno presa né a cuor leggero né in 24 ore, ma è stata molto meditata. E credo che non ci fossero altre soluzioni se non quello di dare un segnale forte non solo all'ASP di Trapani, perché, per rispondere al collega, voglio dire, se questa cosa non risolve il problema è gravissimo,
è gravissimo. Se ci sono altri responsabili devono venire fuori assolutamente, perché ma il tema, onorevole D'Agostino, è questo. Purtroppo non si tratta. Insomma, qui è un rimpallo di responsabilità. No, Luca, io guardo pure lei. Cioè, qui è diventata una storia quasi politica, no? Tra due manager, tra la lentezza della regione che ha rallentato questo processo. Nel caso in questione, c'è il caso in questione, dobbiamo affrontare il caso in questione. Purtroppo sono esami fatti durante la gestione di Croce, non sono esami di 2 anni fa o di 3 anni fa, perché sennò sarebbe una cosa veramente già fuori dal normale, sarebbe fuori, inconcepibile, e non si possono tollerare. Già ci sono sconcezze incredibili nella sanità, non si possono tollerare che esami istologici. I ritardi sono antecedenti alla gestione di Croce. Sono esami di 8, 9, 10 mesi fa, quindi stiamo parlando. No, sono esami di anni fa. Anni fa, vabbè. In ogni caso questi esami non possono essere considerati in ritardo e non è possibile che un direttore generale non sappia che ci sono questi problemi. Ma questo vale anche per tutti gli altri 18 direttori generali siciliani. Deve essere di monito, perché a questo punto bisogna andare a capire se anche altrove ci sono problemi di questo tipo, prima che arrivi la denunzia di un cittadino o un'inchiesta della stampa, piuttosto che un'inchiesta della magistratura. Credo che a questo punto il dovere della politica, del presidente, dell'assessore, dei direttori generali dell'assessorato sia quello di andare a vedere se ci sono altre cose di questo tipo in altre aziende. Allora i direttori generali oggi purtroppo in questo momento la paga come esempio era stato un po' sottovalutato questo caso, onorevole D'Agostino, no? Anche lei quando era in trasmissione allora sì, vabbè, dice sono pochi casi eccetera eccetera, adesso stanno diventando centinaia, era stato sottovalutato, il dato è eclatante, quindi è diventato davvero, non si può fare finta che non ci sia nulla. Poi dopodiché le responsabilità di Croce saranno anche minore possibile, io me lo posso augurare da parte sua, ma oggi serviva un gesto evidentemente, e se il Presidente ha deciso di prenderlo vuol dire che andava preso. Non si fanno queste cose così, non sono cose fatte a cuor leggero, quindi invece io oltre alla sofferenza di Croce immagino anche la sofferenza di Schifani. In che senso? Che ha dovuto prendere una decisione contro un suo direttore generale, perché è un direttore generale che ha nominato la sua giunta, quindi è una autocritica, e quindi gli va dato atto e onore di averla saputa prendere. Non ha nascosto la Campo, prego. Sofferenza per autocritica, io penso che la sofferenza sia di tutti quei cittadini siciliani a cui non è stato garantito il diritto alla salute. Questo era un atto dovuto, il minimo atto politico che si potesse fare, visto che comunque è stata una nomina politica. Noi in prima commissione avevamo evidenziato che c'è stata anche una forzatura a nominare questo dirigente, perché capo della segreteria tecnica dell'allora assessore Razza si è fatto passare questo incarico per un incarico aziendale con un numero di dipendenti fra l'altro inferiori a quelli consentiti. C'è stata una forzatura politica per nominarlo dirigente sanitario e adesso questo è stato il minimo che si potesse fare per chiaramente dare un po' di risposte a tutti quei siciliani che non hanno ricevuto in tempo i loro esami, e molti purtroppo anche in condizioni gravi. Però non vorrei che questo adesso fosse il capo espiatorio e non si continui a indagare e a vedere di chi sono le altre responsabilità, perché chiaramente il caso non può essere messo sotto il tappeto solo perché adesso si è trovato un colpevole e si è portata avanti, ecco, la dimissione di Croce. Bisogna perché ha detto una cosa importante Bica, dice attenzione perché ora con questo periodo di vacazio diciamo, si rischia anche di allungare i tempi dei già ritardati. No, le funzioni le svolge il direttore sanitario. Infatti penso che comunque le funzioni tecniche si possano continuare a portare avanti. Mi dispiace che c'è stato anche questo cambio di guardia nell'assessorato alla sanità e quindi non possiamo interloquire con l'assessore Volo che ha precedentemente gestito questa situazione, e quindi anche lei ha le sue responsabilità, quindi è giusto che adesso ne risponda il presidente Schifani. Noi abbiamo chiesto anche di interloquire con lui in aula, ci hanno dato una tempistica a mio avviso inopportuna e inappropriata per la gravità del caso. Che tempi vanno da? Hanno detto a Pasqua, no? A Pasqua, dopo Pasqua, è chiaro che non possiamo aspettare, è un caso politico importante, andrebbe discusso immediatamente in aula con tutte le parti politiche. Mancuso, Di Pasquale, e poi entriamo nella questione aeroporti. Non credo che è un caso politico.
c'è un procedimento. No, ma le diciamo nomine la sono rimozione, politiche. sì o Le no, nomine sono ecco, in questo politiche, se senso. Viene fossero fuori da un meritate. procedimento amministrativo e poi disciplinare con grande serietà su fatti gravissimi che riguardano la gestione amministrativa di un'ASP. Io non lo declinerei a un fatto politico, perché non c'entra assolutamente nulla la politica. C'è un direttore generale che ha responsabilità amministrative e sanitarie. E rispetto Guardi a la questo, faccia di Di Pasquale, mi guarda, pare l'intervento, vabbè, ma Di Pasquale può avere tutte le facce del mondo, ma rispetto ai fatti non mi pare che il Partito Democratico, guardando a Di Pasquale o il Movimento 5 Stelle, l'onorevole Campo, abbia sollevato il problema. Lo ha fatto un deputato di Forza Italia nazionale, l'ho fatto con grande serietà. E noi ci sentiamo oggi di dire, piuttosto che sollevare il polverone politico, cosa dobbiamo fare per quegli utenti, cosa dobbiamo fare per quelle famiglie, guardare avanti, essere molto seri nelle risposte, cercare di utilizzare un percorso che aiuti loro rispetto a delle responsabilità gravissime che verranno fuori, ma non da un dibattito politico, ma da un'azione, da un procedimento amministrativo e disciplinare che ha anticipato il Presidente della Regione, che è l'unico atto che può fare, non ce ne sono altri. E mi pare che la grande responsabilità di Schifani oggi sia sotto veramente gli occhi di tutti i siciliani, dove ha guardato prima gli utenti e dopo a quelli che sono gli atti dovuti su un procedimento che lui ha attivato e su un'azione che ha svolto un deputato dello stesso partito del Presidente della Regione, che certamente non aveva la volontà di far scoppiare un caso politico, ma un Saranno caso secondo lei grave ripercussioni sanitario. col partito tra i due principali Ma partiti di assolutamente maggioranza? no, perché Perché da lei che è l'unico fuori dal Parlamento regionale. No, ma non credo che Se in la guarda- Parlamento ci sono stato 15 anni nel Parlamento regionale con grande simpatia con Nicola e con tutti gli altri e No, ritengo adesso che se poi... la guarda, diciamo. No, può- non ce la guardiamo. La politica non è perché sei seduto dentro o fuori dal palazzo che devi affrontare le cose. In questo caso io ritengo che il Presidente della Regione e tutti quelli che hanno responsabilità verranno fuori perché la serietà è forte, però il Parlamento deve pensare ora agli utenti e lo deve fare con una norma importante che supporta il futuro di quelle persone che hanno ricevuto un danno. Di Pasquale, Allora, perché facevo la faccia prima? io penso, no, facevo la faccia perché mi faceva sorridere le cose che diceva allora, le responsabilità politiche, ovviamente o del Presidente della Regione che nomina i manager. E poi ha detto una cosa non vera. Non abbiamo Il Presidente della Regione. No, non mi dovete interrompere, se no vi faccio parlare. No, parlavo con Io Luca, sono no con bravo Tonello. in silenzio, io sono stato bravo in silenzio, fai le facce, però non interrompere. Allora, io voglio dire che le responsabilità politiche ci sono e sono del Presidente della Regione. Lo dico di più, che un'altra cosa aberrante, noi non abbiamo detto nulla, ma noi fino all'altro giorno c'è un intervento nostro dove diciamo che il problema non è Trapani, il problema non è che il problema è tutta la Sicilia. La gente aspetta mesi, anni per farsi una TAC, per farsi una radiografia. Ma che pensate che questa favola ancora la potete fare passare? È scoppiata a Trapani, scoppierà a Ragusa, scoppierà a Siracusa, ve ne accorgerete che scoppierà in tutta la Sicilia. Cioè la sanità ve la siete mangiati dopo 7 anni che governate, 8 anni, governate e ve la siete mangiati. E le responsabilità sono tutte politiche, le ultime sono del Presidente della Regione. E ve ne accorgerete che oggi cercate l'alibi e il muro basso che è Croce. Ma domani, quando questi casi continueranno a uscire nel resto della Sicilia, si evincerà in maniera chiara. Pasquale, ma perché lei ha contezza di altri casi? E per questo gli chiederemo la mozione di sfiducia a Schifani. Di Pasquale, ma lei ha contezza di altri casi? C'è stato un altro caso a Ragusa, diciamo, simile, no? In questi... No, ma ce n'è in tutta nota... ma scusate, ma poi vi in risulta campagna che la elettorale. gente
TAC o per farsi una risonanza magnetica la può fare dopo un mese, 15 giorni, ma andatevi a informare nei CUP quanto mette la povera gente senza raccomandazione dei politici per fare un esame diagnostico. Vi prego. Insomma, la questione secondo me ancora avrà tanti sviluppi. Totale Va bene, Di Pasquale. nei confronti della sanità, ormai i nodi stanno arrivando al pettine. Allora, aumentano effettivamente anche i numeri, i casi. Gioacchino, non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no poi entriamo subito nella questione. Ma sicuramente posso dire che fa impressione, si parlava di raccomandazioni, quel famoso racconto inserito nella memoria di Croce, in cui si parlava della sua PEC indirizzata all'assessorato alla sanità, alla Volo e a Iacolino, in cui diceva che c'erano questi test accumulati, e il fatto che invece dall'assessorato alla sanità ci siano state 2 comunicazioni successive, non sui 3.000 test accumulati, ma su singoli casi segnalati evidentemente all'assessorato da qualcuno. Questa è una cosa, diciamo, singolare nel dramma di questa situazione. Resta più di qualche dubbio, io sono d'accordo con te. Adesso perché se lo dico io non va bene, se lo dice... No, ma non è questo, diciamo, la questione è, Gioacchino Amato credo stesse, diciamo, in qualche modo parlando di una responsabilità condivisa anche nel pregresso, che era quello che diceva Biga, che era lei Di Pasquale ha detto 17 anni che dice, la responsabilità ce l'avete, che ve la siete condivisa in tanti. Cioè, io parlavo proprio di questo caso di Trapani. Allora facciamo così, Gioacchino, intanto saluto Antonio Condorelli che ci ha raggiunto. Ciao Antonio. Eccoci qua. Ben trovato. Allora facciamo così, facciamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ritorniamo e apriamo subito la questione aeroporti con te Gioacchino, così ci dai un po' di numeri su queste privatizzazioni, a che punto siamo, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta ancora in Fuori Onda, insomma si dibatteva della questione Trapani, della sanità di Trapani. Noi adesso cambiamo argomento e entriamo nel focus della trasmissione di oggi, che è il business degli aeroporti, le privatizzazioni. Gioacchino Amato, collega che scrive per il quotidiano La Repubblica, che si è occupato e che segue queste questioni ormai da tanti anni delle privatizzazioni. Gioacchino, si è parlato per tanto tempo, diciamo, c'è un movimento, diciamo, quasi, lasciatemi dire, d'opinione, no? Di idea verso la privatizzazione. Ci sono anche i contrari alle privatizzazioni, c'è poi un movimento reale, una questione reale che diciamo è quella portata avanti da Catania, che lo sta facendo ormai da qualche anno su input della Camera di Commercio di Catania, che è il maggior azionista dell'aeroporto. C'è stato poi il Covid, adesso questa privatizzazione sembra andare in porto a Catania. Il consiglio, l'ultimo consiglio di amministrazione, insomma, ha dato il via libera all'ingresso di capitali privati in una infrastruttura gestita sino ad oggi dal pubblico. Gioacchino. Sì, è sicuramente una notizia che diciamo, dà uno scossone al sistema aeroportuale siciliano. E tra l'altro io direi che più che i favorevoli e i contrari alla privatizzazione ci sono i favorevoli e quelli che dicono sì, però ora vediamo. Questa è, diciamo, la... Non è né contrario, diciamo. Esatto, cioè nessuno dice no, sono contrario, però c'è chi dice no, facciamola però dopo. E in questa situazione c'è anche un certo scontro fra un governatore Schifani molto, diciamo, che preme in qualunque momento per le privatizzazioni, e anche Fratelli d'Italia e un'altra ala, un'altra parte di partiti che dicono sì, no, va bene, però un attimo vediamo. Ma cosa dobbiamo vedere? Cioè, cosa si deve vedere? Ecco, intanto è un affare che così a occhio e croce vale 1 miliardo, 1 miliardo di euro che entrerebbe nelle casse di comuni, camere di commercio, ex province e via discorrendo. Ma è anche una sfida,
perché Palermo nel 2027 dovrebbe arrivare a 10 milioni di passeggeri, Catania nel 2030 si stima che dovrebbe arrivare a 20 milioni di passeggeri, e per gestire un traffico del genere è necessario un grosso investimento. Gli investimenti previsti dal piano ENAC su Palermo sono di 70 milioni, Catania ha un piano ancora più ambizioso perché è un master plan che arriva al 2030 e parla addirittura di investimenti per 600 milioni di euro. Per tutto questo e per gestirli al meglio è importante che ci sia un partner privato. Gioacchino, faccio la domanda a te, faccio la domanda a te, ma è chiaro che questa è la domanda, no, del dibattito che accende ovviamente gli animi, ma la domanda è: ma questi aeroporti che hanno visto questo importante incremento dei passeggeri, che hanno visto più compagnie aeree approdare sul territorio, siccome guadagnano, ma non ce la fanno con i loro guadagni a gestire questo processo di innovazione, in modo che così l'interesse del privato, che poi in questo paese è facile associare l'interesse del privato ad altri tipi di affari, poi non si capisce perché questa demonizzazione spesso dell'interesse del privato, però non si potrebbe fare tutta con i soldi pubblici questa trasposizione verso la modernità. Devo dire che i due aeroporti grandi, cioè Palermo e Catania, da anni non chiedono ricapitalizzazioni, cioè non chiedono soldi ai loro azionisti, vanno avanti con le entrate del settore non aviation, cioè del settore commerciale, e anche per questo è importante i lavori di ampliamento a Palermo. Con l'ampliamento dell'aerostazione hanno potuto creare nuove aree commerciali e sono aumentati i guadagni, perché ormai non si guadagna con gli aerei, anzi la maggior parte delle società di gestione aeroportuale paga le compagnie aeree per atterrare, comunque paga nel senso che sconta le tasse anche del 50% per attrarre le compagnie. Le società di gestione aeroportuale guadagnano con tutto il resto, quindi i parcheggi, le attività commerciali, le royalties perché naturalmente c'è per esempio GESA, POSAC prendono tipo il 30% sui guadagni della singola pizzeria all'interno dell'aeroporto e cose del genere. Però la mole di investimenti necessari, devo dire più su Catania in questo momento, perché c'è poi l'interramento della ferrovia che partirà fra un po' e cose, non possono essere garantiti soltanto dagli attuali guadagni, c'è bisogno anche di un piano straordinario. Con tutto questo naturalmente la Regione e il governo molto meno in questo momento, ma la Regione sta anche sviluppando una potenza di fuoco di milioni di euro non indifferente, naturalmente soprattutto per i piccoli aeroporti che non sono così remunerativi come i grandi, ma anche su quelli grandi, perché basti pensare, io me le sono segnate le cifre, con i fondi sviluppo e coesione vanno 9 milioni di euro a Catania, 47 milioni di euro all'aeroporto di Comiso, di cui 20 per la nuova area cargo. In più con i soldi ex EasyGem del libero consorzio di Ragusa, 1 milione di euro all'anno per Comiso, 3 milioni di euro l'anno da altri fondi regionali. E per quanto riguarda Palermo, sempre fondi sviluppo e coesione, la regione dà 14 milioni di euro che serviranno soprattutto all'investimento più grosso, che è quello di una nuova palazzina di 2 piani e 12.000 metri quadrati per gli arrivi internazionali, e poi c'è 8 milioni di euro l'anno per l'aeroporto di Trapani, sempre di fondi regionali. Tutto questo bella bocca di fuoco, dico, no? Tutto questo è pubblico e in tutto questo forse l'arrivo dei privati potrebbe limitare questo esborso per fare sopravvivere i piccoli aeroporti, e questo dovrebbe dare un insegnamento a chi vuole fare un altro aeroporto ad Agrigento e un altro a Milazzo, perché forse sarebbe non è che se metti l'aeroporto vive da solo, quello è. Sarebbe meglio fare le strade e le ferrovie veloci. Allora, ho un altro dato per il dibattito. Su questa cosa ci sarebbe un'informazione importante.
Antonio. Che diciamo, potrebbe arrivare risposta alla domanda che ha fatto Luca, che è una domanda importante. Perché un aeroporto importante, all'attivo il quinto d'Italia, 12 milioni di passeggeri, ha la necessità di vendere? Innanzitutto è un'opportunità per il management, ma come nasce questa idea della privatizzazione? 10 anni fa feci un'intervista a Pietro Agen e Agen mi disse: guarda, noi abbiamo un problema serio, che è quello che dobbiamo pagare le pensioni delle camere di commercio, perché se no noi non riusciamo a pagare le pensioni delle camere di commercio. Ecco perché abbiamo bisogno di centinaia di milioni di euro per assicurare il pagamento delle pensioni delle camere di commercio. Dobbiamo privatizzare l'aeroporto di Catania. Ecco cosa mi disse 10 anni fa, quando ancora non si parlava. Vai, Prego, Gioacchino. Il commissario Belcuore, proprio l'altro ieri, quando l'ho sentito a telefono per la privatizzazione di Catania, disse: no, ma naturalmente poi io ho detto potrete ripianare il debito delle camere di commercio. Lui mi ha detto: non un euro verrà usato per questo, a questo dovrà pensare il governo con altri provvedimenti, questi soldi andranno alle imprese siciliane. Questo, diciamo, è quello. Mentre in realtà dalla parte di Palermo, la Camera di Commercio di Palermo all'unanimità ha già deliberato la vendita, la messa sul mercato delle quote del 22% che appartiene alla Camera di Commercio, mettendo chiaramente nel verbale dell'istituto camerale che serviranno a riequilibrare i conti del fondo pensioni. Esatto. Vabbè, allora dobbiamo girare ora tutti. Siete qua per fare domande, no? Per fare il simposio, tutte e due. Se no dico, poi non ce la facciamo più. No, ma infatti... Allora, no, aspetta un attimo, D'Agostino, do io però un altro dato. Possiamo chiedere se c'è qualche esponente del governo, qualche politico che conferma che ci saranno risorse per ripianare questi debiti e quindi questi soldi andranno alle imprese. Sarebbe una notizia. Se qualche politico vuole annunciare questa cosa, è una risposta che attendono i pensionati delle camere di commercio. Allora, chi parla? D'Agostino, io prima però volevo dire, gli aeroporti siciliani sono 6, sono Catania e Comiso gestiti dalla stessa società di gestione, Airgest gestisce Trapani, GESAP gestisce Palermo, quindi già vedete, e poi c'è la gestione dell'aeroporto di Lampedusa affidata ad AST e aeroporto Pantelleria che gestisce Pantelleria. Per fare un esempio, in altre regioni dove ci sono più o meno simili aeroporti c'è un'unica società di gestione che gestisce tutto il traffico della regione. Onorevole D'Agostino, partiamo dalla domanda di... ho visto che ha preso un sacco di appunti. È favorevole o contrario alla privatizzazione? Ma nettamente favorevole, ma dico, io rispondo alla domanda di Antonio perché è giusto rispondere, anche se non è il tema della giornata, perché non è che noi decidiamo di privatizzare per pagare le pensioni. Questo sarebbe veramente una cosa assolutamente ridicola. Se qualcuno, cioè Agen, l'ha detta che questo era l'obiettivo, ha detto una cosa ridicola. Se fosse veramente così sarebbe davvero... Che ci siano i debiti nella Camera di Commercio... Ha detto anche di comprare un polo fieristico. Che ci siano i debiti dentro la Camera di Commercio, e c'è, in questo momento c'è la sostenibilità, ma che in futuro non ci sarà questa sostenibilità, questo è un dato di fatto. E in questi casi come si fa? Si potrebbe anche fare una norma regionale dove si equiparano i dipendenti della Camera di Commercio regionale e quindi poi sarà il fondo pensioni regionale ad ottemperare alla bisogna. Ma questo non credo che sia il tema di cui stiamo discutendo. Il problema è perché dobbiamo privatizzare, no? La domanda iniziale mi pare... Io devo dire che Gioacchino Amato ha risposto brillantemente ed è assolutamente assoldabile nella schiera dei convintissimi per la privatizzazione, perché ha esposto con razionalità e ha messo in fila tutti gli elementi necessari. Non si può non privatizzare. Io parlo di un semplice fatto. Tutti gli aeroporti europei, per non dire del mondo, ma io non voglio neppure dire i più importanti, praticamente quasi tutti, il 90-95%, sono tutti privatizzati, sono tutti in gestione privata. Poi dopodiché cerchiamo di dare il messaggio giusto anche alla gente. Non è che stiamo vendendo gli aeroporti sono dello Stato e rimangono dello Stato. Noi privatizziamo la gestione per X anni. Poi dopodiché scade questa gestione, si rifà un'altra gara, quindi stiamo privatizzando di fatto i servizi legati all'aeroporto, rimane un bene assolutamente demaniale e inalienabile. Dopodiché solo con la privatizzazione si può far sì che ci siano gli sviluppi. Voi dovete pensare che Catania, ancora oggi dall'ENAC, è tarato a 7 milioni di passeggeri e con tutta una serie di deroghe che devo dire Nico Torisi è stato bravo a spuntare di anno in anno, siamo arrivati a 12 milioni. Ma l'aeroporto di Catania, così come è combinato,
non ha tutti i requisiti per sostenere i 12 la milioni di pista, l'area, i servizi, l'area passeggeri, ci sono le lamentele, dentro, fuori, quindi eccetera, eccetera. delle due l'una: o ci accontentiamo di aeroporti piccolini, provinciali, marginalizzati, che non assecondano lo sviluppo del territorio, oppure dobbiamo guardare avanti. Allora, siccome ci vogliono, e c'è stato approvato un master plan di 500-600 milioni, come ha detto bene Gioacchino Amato, e chi li dovrebbe mettere questi 500-600 milioni? Con l'autofinanziamento? Cioè, la SAC è un'azienda che da quando è gestita da Torrisi è ritornata a fare utili anche significativi, i 10-12 milioni l'anno, ma non è che sono soldi sufficienti per poter garantire 5, 600, 700 milioni di investimenti, assolutamente Quanto no. resta al pubblico, diciamo, con questa privatizzazione in termini Questo poi percentuali? lo decideranno quando ci sarà la gara. Una Si parla percentuale, di una quota di minoranza. una quota di minoranza intorno al 30-35%. Ovviamente il privato viene C'è può un avere controllo, Tra diciamo. il 51 e il 66 dovrebbe essere la percentuale. in vendita. all'incirca questo, ma non è che neanche questo è il tema, perché il 51 è più che sufficiente, il 66 pure, quindi poi cosa cambia dal punto di vista del pubblico? Il problema è perché lo fai? Lo fai perché se vuoi portare l'aeroporto a 20 milioni, addirittura il master plan dice nel 2040-2043, quando scade la congestione, addirittura 30 milioni di passeggeri, quindi c'è questo potenziale, cioè ci sono gli indicatori economici, commerciali che ci dicono che Catania ha questo potenziale. Lo lasciamo a 7 milioni o lo portiamo a 30 milioni? Campo, un attimo, solo un giro di cose. Lei è favorevole? Allora, io sono contraria alla privatizzazione. Ferma là, Mancuso. Assolutamente Favorevole o contrario? favorevole, ma devo spiegare perché sono favorevole. Favorevole alla privatizzazione? No, Sono favorevole alla privatizzazione, ma devo spiegare. Ma quello che diceva il partito di quello che diceva Gioacchino Amato prima. Ma Favorevole, no, ma con delle motivazioni che sono, Bene, un penso, attimo. Di Pasquale, alla luce del favorevole o sole. contrario? Favorevole a condizione. Come Mancuso? Non Come lo Di so. Pasquale. Non lo so, non Come lo Di so, Pasquale. non lo so. Non lo so. No, Biga, allora. favorevole o contrario? Favorevole. Favorevole, certo, poi insomma adesso arriverà anche Ombra che ci spiegherà un po'. Ma qui il problema principale. Facciamolo. Onorevole Campo, contrario. Contraria. Totalmente contrario. Perché? Totalmente contraria, perché la Sicilia è un'isola, quindi le porte di ingresso sono importantissime e non gestire più le politiche di entrata e di uscita da e per la Sicilia lo trovo un fatto grave. Gli investimenti, Era il è ponte vero. adesso, no? Adesso. Ma dico, in tutto il mondo è così, ponte, tutte le poi altre ne parliamo isole- del ponte. Aspetta, tutto il mondo è così, non ho finito. No, sì, allora, il mondo è così, non capisco. non è vero che in tutto il mondo è così, Come no? perché per esempio la Puglia ha una rete la Puglia fra poco ci arriverà. E che c'entra con funzionante, l'isola? poi vedremo se ci arriverà e Certo che vedremo ci anche arriva, che benefici ne trarrà la Sicilia da Quindi questa cosa, perché il pubblico fa il pubblico e il privato fa il privato. Il pubblico chiaramente deve tutelare e difendere l'interesse pubblico e il diritto alla mobilità è uno di questi interessi, il privato deve trarre profitto. È una visione ideologica. Quando poi queste due cose vanno a coincidere e il profitto del privato coincide anche col pubblico, siamo tutti contenti, come è successo in alcuni casi, ma questo non è detto. E se per Catania può essere chiaramente un beneficio, perché lo avete detto anche prima, è un aeroporto in crescita e quindi i capitali comunque, perché il flusso dei passeggeri continua ad aumentare, dal 2018 che avevamo 17 milioni di passeggeri siamo arrivati a 23 milioni in tutta la Sicilia e gli aeroporti di Palermo e Catania sono in costante crescita. Gli aeroporti minori non se la passano così, c'è un dato in controtendenza e a me chi mi garantisce che un privato che chiaramente deve trarre profitto farà investimenti su un aeroporto minore come Comiso, per esempio, che ad oggi la stessa SAC l'ha accusato di essere in perdite strutturali perché il parcheggio non monetizza, non abbiamo il commerciale perché architettonicamente è stato costruito male, il commerciale si trova al secondo piano dove non ci sono gate, non entra nulla dell'handling. A me un pubblico fino ad oggi ha fatto investimenti su Comiso e anche se a fatica da quando è andata via Ryanair lo tiene in vita, il privato potrebbe anche chiuderlo e questo è uno dei tanti motivi per cui io sono contraria. E inoltre ti dico una cosa, il presidente Schifani ha detto sociale, che non è vero. No, non sto creando nessun allarme sociale, sono delle preoccupazioni legittime, sono delle preoccupazioni legittime.
fuoriuscire Ascolta, io nella passata legislatura, e l'ho ripresentata adesso, avevo presentato un disegno di legge che istituiva una rete aeroportuale siciliana dove metteva a sistema i 6 aeroporti siciliani in maniera... Non sono cose antiche, seguiamo quello che fa il sono cose mondo, che non ti facciamo permettono cose- di alzare il facciamo le potere cose, contrattuale ci degli inventiamo- aeroporti ma con le quanto compagnie mai? aeree Ma quanto e dire mai? anche a Ryanair, Ma quanto se mi mai? voli Ma chi su te le Catania e dice queste Palermo, cose? vola Ma non è anche vero, su... ma non è che vero, com'è? ma non Perché? è Ma tu vero. chi sei per dire che non è vero? A te chi te le dice le informazioni? Io mi informo e quindi lo so. Anche io mi informo. Anche lei si Anche io mi informo. Ma i risultati sono quelli che Ascolta, abbiamo. i risultati Parlano i sono- fatti. I risultati E non li sono guardiamo i pessimi fatti. per gli aeroporti minori e in un trend positivo per gli aeroporti maggiori. Qualcosa che mi monetizza e mi porta profitto economico, non capisco perché si debba per forza vendere. Hai parlato di un flusso eccessivo su Catania che non è possibile gestire. Perché non si decongestiona e non si manda anche a Comiso? Comiso ha delle perdite Perché no? strutturali che in realtà Credo all'inizio era in nel crescita piano e della adesso- SAC ci sia proprio questa gestione. Questo piano non lo abbiamo La SAC ancora dice però visto. fateci l'autostrada e La così. SAC- Guardalo la prima, SAC prima lo guardi, dice poi parli. giusto, fateci le L'autostrada, così. autostrade, che invece è quello Guardalo che e Schifani non parli, sta no? facendo. Mancuso, vabbè, No, dai, volevo Pasquale, dire, insomma, la propaganda siamo- un'ultima cosa. SAC è venuta a chiedere cassa ai sindaci del territorio chiedendo la tassa di soggiorno perché non ha voluto portare avanti l'attività politica su Comiso, che è posizionata in maniera strategica. La Sicilia è un triangolo e questo è l'aeroporto del sud-est siciliano, ha un sacco di spazi per crescere, per avere una pista allungata, gli hangar dell'ex base USAF che si possono utilizzare per tante E chi li cose. deve fare questi Non un solo investimento Ma chi è li stato fa? fatto. Si vogliono decine e decine Non di un milioni. solo chi li- prima si è Ma non parlato è di tanti vero. milioni. Allora, vedremo. interventi più brevi, Mancuso, poi sentiamo Visione- l'amministratore visione delegato di SAC, Nico Torrisi, che ci ha detto irrazionale. delle cose sulla privatizzazione. Prego. Allora, Allora, perché intanto- questo MAD che cos'era? No, non è che c'è un ma, qua c'è un dato di fatto chiaro a tutti. Dal 1980, se non vado errato, si parla della privatizzazione dell'aeroporto di Catania. 1980. Dal 1980 si devono creare i presupposti per vendere una Ferrari, perché abbiamo una Ferrari, no? È un'isola, Anche di più. Catania. Qui la mobilità, hai detto bene tu all'inizio, avviene solo con l'aereo perché altre soluzioni non ce ne sono e quindi i passeggeri vengono da sé, non dobbiamo cercarli. Chi vuole venire in Sicilia o Catania o Palermo sceglie, poi abbiamo dato altre possibilità, va bene. Ma questa Ferrari negli ultimi anni è stata curata, le ruote ce l'ha buone, è una Ferrari che ha un motore che può permettersi di chiedere al mercato che vale quanto una Ferrari? Io ritengo di no. Noi abbiamo perso solo tempo e vedrai che questo inizio, questa volontà di privatizzazione avrà un percorso lungo, complicato e difficile. Perché? Perché non è una Ferrari di fuori, non c'ha motore, non c'ha ruote. Ma non è vero. Senta, guardi, allora non la c'è faccio nulla. Dici cose Sentiamo che non un sono attimo. No, fatemi completare. No, perché adesso ci sono, completi e poi la faccio sentire Nico Ci sono Torrisi, cosa 10 dice? anni di ritardi, basta leggere le 2732 che ho letto io nelle ultime ore, dato che mi hai invitato, 2732 note che fanno i passeggeri, che ancora rimangono nel sito. Che E dico? tu, nel sito della SAC, cosa ne pensano della SAC? Vabbè, sì, più si Cosa ne migliora, meno... 2732, Lo potremmo nominare come- tutto dello stesso tenore. Che dice Di E Pasquale? rispetto a questo, Alzatevi Di Pasquale, il volume di rispetto a Pasquale. questo e rispetto al master plan che è stato presentato, il master plan, ma non il libro dei sogni, è il libro dell'impossibile. Perché i terreni fuori dall'aeroporto sappiamo in che condizioni sono, i parcheggi fuori dall'aeroporto conosciamo che non sono tutti situazioni che possono i privati intervenire, lo spazio dell'aerostazione è quello che è. Quindi tutte queste magnificenze Allora, fermo. che vengono Non è date così, per non è arrivare chissà dove se e posso- chissà a Voglio fare quali- sentire Nico a Torrisi quanti che dice su questa milioni storia della privatizzazione. di utenti, gli utenti più gli diamo possibilità di atterrare e più ne atterrano, ma non è questo il problema. Allora, Il problema sentiamo è dei Nico servizi. Torrisi. Quanto vale oggi Fontana Rossa? Dice, lui ha detto, dice, io sono qua da 2 mandati, ho fatto un'operazione incredibile, dice, sono arrivato che avevo meno
tanto in cassa, sono arrivato, l'ho portato all'utile, la Quanto è stato fisionomia investito? Ma quanto abbiamo investito in questi anni? Dico, sta crescendo, gli hanno detto voleva rifare la Morati, 144 milioni a disposizione, quanto ne abbiamo investiti? Nico Torrisi. I soci della SAC hanno deciso di dare il via al processo di privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso. Che cosa significa questo? Gli aeroporti sono e rimangono di proprietà, nel caso dell'aeroporto di Catania, dell'ENAC e quindi dello Stato, in particolare dello Stato, e nel caso dell'aeroporto di Comiso, come ente concedente è il comune di Comiso, quindi si va a privatizzare o si andrebbe a privatizzare una quota parte della società di gestione, quindi della SAC e dei due scali. Che sia chiaro, non è una critica per chi mi ha preceduto, ma erano situazioni diverse anche di mercato. Noi avevamo 20 milioni di indebitamento bancario, oggi abbiamo una liquidità, quindi denaro nostro, non solo abbiamo azzerato i debiti, ma abbiamo 50 milioni di liquidi in banca. La opportunità di individuare un socio strategico, privato, che, come ha detto bene il sindaco Trantino, col quale c'è piena sintonia, così come gli altri soci, possa accrescere non soltanto la disponibilità di somme rispetto a un piano di investimenti enorme che c'è da qua alla fine della concessione, proprio per sviluppare gli aeroporti di Catania e Comiso, ma anche know-how, perché comunque significa magari avere in rete, se si individuasse un partner industriale che ha altri aeroporti, come può succedere, significherebbe comunque opportunità concrete di crescita. Tra questi privati chi si è fatto avanti? Io ho alla sua sinistra due cassetti alti così, in cui in questi anni ho incontrato potenziali investitori sul serio tutto il mondo. Una volta fu divertente, molti anni fa mi contattò un australiano direttamente che voleva venire a incontrarci e farci un'offerta d'acquisto quasi cash. Mi sembrava che Cozzalone, però c'è successo di tutto, però sulla credibilità sono arrivati fondi di investimento dall'Australia, dal Giappone. Poi dico, continuando il giro, guardando altrove, quindi ripeto, dall'Asia sono arrivati ovviamente dall'Europa, non sto neanche a dirglielo, dalla Francia all'Inghilterra, dalla Germania, quindi sono arrivati ovviamente dappertutto. Naturalmente c'è un fortissimo interesse anche italiano, non dimentichiamo che comunque la rete portuale italiana è una rete importante e che vede dei player strategici importanti, penso a F2I, penso a DR, penso a Save, penso ai aeroporti di Toscana, insomma ci sono comunque anche in Italia e sono tutti interessati. Ovviamente immagino ci possa essere anche un interesse degli Emirati, così come certamente c'è stato un interesse anche americano. E considerando l'importanza soprattutto dell'aeroporto di Catania, quale potrebbe essere una base economica dalla quale partire? Questa è una risposta che non posso darle perché abbiamo volutamente lasciato la risposta al mercato. Si parte sempre dall'EBITDA, che è un dato che viene fuori dal bilancio di esercizio, quindi è un valore numerico, quindi immaginiamo un valore 100, che in realtà è un utile sgrossato tutta una serie di cose, ora non la faccio tecnica per non annoiare, ma comunque è un numero che comunque per quanto ci riguarda sono decine di milioni di euro. E poi su questo c'è un delta, cioè un moltiplicatore su questo stesso numero, quindi è il mercato a decidere rispetto a questo valore, rispetto a quella che è la vision che noi andiamo a trasmettere attraverso il nostro piano industriale e a ciò che si andrà a fare, quanto si vorrà valorizzare questo delta. E questo è Nico Torrisi. Allora, io devo salutare Gioacchino Amato che deve tornare a scrivere per il suo giornale. Gioacchino, non so se volevi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Torrisi e che abbiamo sentito in trasmissione e poi diciamo ti saluto e ti libero. Diciamo sì, assolutamente. Una cosa che diciamo a cui prestare una grande attenzione è tra tutti questi investitori attualmente interessati all'aeroporto di Catania e anche a quello di Palermo, ecco, distinguere fra i grandi gruppi che hanno come know-how quello di gestione delle società aeroportuali e di costruzione di infrastrutture aeroportuali ai fondi, cioè dai fondi investimento, quelli che questa specializzazione comprano tutto, dalle squadre di calcio agli aeroporti, esatto. Dalle cose. Esatto, a questo punto diciamo avere magari un'alleanza fra un fondo, però è un partner tecnico solido, sarebbe meglio, ma questo naturalmente lo decideranno soprattutto gli advisor insomma, e chi se ne occuperà. Allora, grazie Gioacchino Amato, l'intervista, una parte di questa intervista ovviamente, che altre parti le riproporremo in seguito nella trasmissione, è stata realizzata da Simone Mazzone con l'operatore di ripresa Massimiliano Scardacci, montato dal nostro Angelo Pandolfo. Ci fermiamo, pubblicità e poi onorevole Campo, onorevole Di Pasquale, onorevole Bica, ci dite voi la vostra opinione.
Rientriamo in diretta. Il punto di oggi ci stiamo occupando di privatizzazione degli aeroporti, il grande business delle privatizzazioni. Saluto, ci ha raggiunto Salvatore Ombra, che è amministratore delegato di Airgest, la società che gestisce lo scalo di Trapani. Quindi vedete, onorevole Bica, non la lascio solo a Trapani, perché Trapani è uno di quegli aeroporti che, messo bene a sistema insieme a Comiso, potrebbe rappresentare, come dire, quel valore aggiunto che spingerebbe ancora di più il turismo in Sicilia. Allora, siccome lei è l'unico amministratore delegato in presenza, che ne pensa di questa privatizzazione, Ombra, di Catania? Ma intanto buongiorno a tutti e mi scuso la voce, faccio parte dei 20 milioni di italiani colpiti dall'influenza. No, sono assolutamente convinto e d'accordo sul principio della privatizzazione. È un passaggio che piano piano si dovrà adottare, non so in che misura e in che proporzione, ma certamente è un percorso, un passaggio assolutamente necessario, come molti altri scali hanno fatto. Penso ai sistemi aeroportuali, per esempio della Puglia, del Lazio, della Toscana, quindi sono passaggi necessari che servono ulteriormente a qualificare il sistema. Allora, siccome a Trapani è vicino a Palermo, le faccio sentire, e poi riapriamo il dibattito, anche Vito Riggio che cosa ne pensa della privatizzazione, intervistato da Marco Gullà. Quindi sulla privatizzazione sentiamo Vito Riggio, ex presidente di ENAC, quindi uno che conosce bene la materia, uno che spinge su questa fase della privatizzazione. Per capire, lo dico a Campo, lo dico a Mancuso, lo dico a Di Pasquale, lo dico a Bica, che diciamo Catania è partita prima, però non è, come dire, un movimento d'opinione e di affari in questo caso che spinge, insomma, alla privatizzazione, quindi non è isolato come caso. Sentiamo Riggio. Parliamo di privatizzazione. Come commenta appunto questa ormai scia che comunque riguarda soprattutto Catania, riguarda Comiso, che ormai si avviano verso la privatizzazione? Beh, è molto positiva, questa è una cosa che io all'ENAC ho detto alcuni anni fa, insomma, cioè che bisognava privatizzare e comunque unificare i due poli della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale. È stato più facile per Comiso, che era privato, è stato comprato, diciamo, da Fontanarossa, più complessa la vicenda che riguarda i rapporti tra Palermo e Trapani. Mi sembrerebbe che l'unico modo per unificarli sia quello di venderli insieme. Trapani è di proprietà della regione, Comiso è sostanzialmente nelle mani del comune, della città metropolitana per il 72%. Qui verifico che Catania, diciamo, ha iniziato un percorso credo 4 o 5 anni fa, che è un percorso molto lento, tuttavia è positivo che adesso probabilmente siamo alle battute finali, me lo auguro vivamente. C'è da fare molti investimenti a Catania, come tutti sappiamo, e c'è da, come dire, prendere atto che Catania è molto appetibile, perché su Catania gravitano 7 province regionali, mentre su Palermo solo 2, e divide queste 2 con Trapani. Questo spiega anche il divario, cioè Catania fa 12 milioni, Palermo ne fa 9. Tuttavia un numero così rilevante ha bisogno di grandi investimenti e veloci. Per fare questo io credo che sia essenziale avere una partnership con un privato, e però lamento che in effetti a Palermo ancora non si è neanche iniziato. Quindi, perché? Questo non si sa, è un mistero, perché se lei parla col sindaco, come ho fatto io, addirittura mi ha invitato a tornare perché avevo posto come condizione per il mio ritorno che si facesse la privatizzazione. Devo dare atto però che, al di là della buona volontà, in questi 3 mesi non si è mossa foglia. E non vorrei che questo significasse che io me ne debba andare perché poi dopo si comincia la privatizzazione. Può darsi che sia così, se sono d'ingombro vado via volentieri. Mi sembrerebbe però utile forzare un po' la mano e capire se ci sono delle resistenze, perché può darsi che qualcuno non sia d'accordo con la privatizzazione, ma venga allo scoperto e lo dica. La privatizzazione su Palermo, per chiudere, potrebbe sicuramente aprire anche altri orizzonti, dottor Ricci. Sì, io sono sempre favorevole all'innovazione. L'innovazione purtroppo non viene dalle strutture pubbliche, ma viene dalle strutture private e viene dallo stimolo della concorrenza. Una società che invece si è abituata a essere assistita è più ferma e più debole. Allora ci sono grandi gruppi internazionali disponibili a investire in Sicilia, e non solo negli aeroporti, ma a seguito dell'investimento negli aeroporti anche in altri campi. Li si vuole. Sembra qualche volta di no, che si preferisca vivere o vivacchiare in questa sorta di bambagia assistita che evidentemente come dire,
finisce col premiare soltanto la logica di una politica che distribuisce prebende, posti di lavoro a scarsa anche remunerazione, ma che non fa gli interessi delle giovani generazioni e del futuro. Siamo rientrati in diretta, il fuori onda è sempre... devo farci un'altra trasmissione. Posso io? Fuori onda. Posso, prego, allora, poi io voglio sentire anche gli altri. D'Agostino, prego. Allora, io dico, hanno litigato, lo dico per i nostri spettatori, hanno battibeccato tutto il tempo. Io lo voglio dire cordialmente nei confronti del mio amico Fabio Mancuso, ma anche della mia collega Stefania Campo. Chi non vuole la privatizzazione, al di là di una visione probabilmente è convinta che sia giusto così, e quindi io per questo la rispetto, anche se ovviamente non la condivido. Chi non vuole la privatizzazione cerca pretesti e li cercherà sempre. Troverà sempre il pelo nell'uovo, il difetto, il punto per il quale questa privatizzazione diventa un problema. Stefania dice, io dico sbagliando, che il problema è la visione del pubblico, il pubblico che perde la sua prerogativa. Tutto il mondo va in una direzione, la Sicilia deve andare in un'altra direzione. Secondo me è una sciocchezza assoluta. Interventi rapidi a tutti, per favore. L'aeroporto di Catania è un aeroporto che gode di grande salute, tanto che, l'ha detto Nico Torisi, riesce a fare utili, che prima non faceva, ha una cassa e una liquidità importante, che è appunto quella che oggi ti permette di stare sul mercato e di essere appetibile, già gestita da, come dire, un ente pubblico, e quindi che ovviamente per chi viene da fuori viene visto come una cosa negativa, non positiva. Ma non è, e lo dico a Stefania, non è un ingrosso commerciale, compro merci e vendo, quindi uso la cassa. Non si fanno gli investimenti con la cassa. Nessuna impresa al mondo intelligente, privata o pubblica, fa investimenti con la cassa. Sentiamo Stefania Campo e poi Di Pasquale. Fammi completare, no, perché è troppo lungo. Non Interventi sto più brevi. demonizzando il pubblico o il privato, ho solo detto che il privato fa il privato e il pubblico fa il pubblico, non sto demonizzando nessuno. Ora il presidente Schifani ha dichiarato: guardate che anche con la privatizzazione continueremo a gestire noi gli aeroporti. Ora si è parlato che la percentuale di vendita è superiore se li privatizziamo come del li gestiamo 51%. noi? A questo punto mi deve spiegare Schifani perché fa queste dichiarazioni incoerenti quando per tempo, quando io avevo proposto di fare la rete aeroportuale siciliana, avevo detto che all'articolo 3 andava bene la privatizzazione purché le quote di maggioranza restassero in capo al pubblico, e avevo anche detto che al di là dell'autonomia gestionale dei singoli aeroporti si poteva fare al Dipartimento Infrastrutture una sorta di tavolo per gestire le politiche della Sicilia come rete, dando delle specialità ad ogni aeroporto che comunque ha delle peculiarità, perché Palermo ha puntato anche nel mercato del lusso, alla pista intercontinentale, Catania è il quinto aeroporto d'Italia, Comiso si è parlato del cargo, si poteva fare un ragionamento di dove la regione o il dipartimento centralizzava le politiche, non è stato fatto. Onorevole Campo, onorevole Campo, nonostante la visione diversa di privatizzazione, che la rete aeroportuale era auspicabile per tenere una governance di tutte le Onorevole Campo, Vito Riggio ha detto anche: servono investimenti veloci perché sennò si rischia di restare fuori dal mercato, i soldi veloci li possono portare solo i privati, ecco perché insomma la necessità. Ha ragione Riggio. Di Pasquale. Ha ragione Riggio, scusa. Devi parlare di Pasquale, scusa, fa solo le facce. Ha ragione Riggio, perché abbiamo perso veramente tanti anni sugli investimenti. Nello solo 60 secondi. Abbiamo perso l'occasione. Faccia parlare di Pasquale. Abbiamo perso l'occasione per milioni di investimenti. Ora parla 2 minuti. Ma glielo alzate un po' l'audio di Pasquale, che non riesce a entrare, poverino. Senta, sta sgomitando. All'amico Nicola voglio dire. All'amico Nicola voglio dire solo una cosa, Luca. Lei ha permesso, ha il mio permesso di Pasquale per interrompere tutto. All'amico Nicola voglio dire, la SAC dovete spiegargli a Mancuso che ha il tempo di leggere 2700 pagine note, ha detto
Vabbè, Che ha detto Di Pasquale? Nello, vai. Ho sentito solamente. Siamo 5 minuti in silenzio. All'amico Nello. Mancuso che ha il tempo di leggersi 2700 pagine, cosa vuole dire? perfetto, infatti devi fare il responsabile dell'URP, secondo me, perché è un ruolo che uno che si legge 2700 pagine in 3 ore può rispondere a tutti quanti. Allora, Quindi responsabile dell'URP di tutti gli aeroporti, no, solo di Catania. io penso che poteva esserci una regia più complessiva che poteva toccare, mi direte, ma che cosa c'entra Nello? Sono gestioni diverse e secondo me si doveva provare perché io credo che a farle partire, non dico tutte insieme, ma avere una regia complessiva, specialmente per gli aeroporti. È quello che manca. Stefania, ti prego. Nello, io ho scritto il disegno di legge e ci tengo a sottolineare che andava in questa direzione, perché non è mai stato preso in considerazione dalla Commissione Ambiente. Che vi piace perdere tempo. Vi piace perdere tempo. Fate finire Di Pasquale. Che sono anacronistiche inutili. Avete però buono il nostro. Allora, vi spiego una cosa. Il collegamento ha un audio diverso rispetto al vostro. Ma perché non viene qua la Mi prossima fa volta, fatica perché non c'è la Catania Ragusa, quindi lui perde come ha fatto Stefania Quando governava il che è partita centro-sinistra non ha stamattina fatto la senza Catania pranzare, Ragusa. è venuta qui perché non c'era. Dov'eri Di Pasquale quando governavi prego. tu, che non hai fatto la Catania Pensa se Ragusa. dovesse venire Bica, le mani dovrebbe partire dal giorno prima. Prego Di Pasquale. Per fortuna la stiamo facendo noi la Catania Ragusa, va? Ma vabbè, smettila di dire, Nello, ok. rispondi tu per favore, perché No, io rispondo, ma lui lo sa che sta dicendo sciocchezze. Detto questo, Non la fare mai però, quando è pronta non la imboccare. Lo fate finire, spieghiamo un concetto, restiamo noi sul solamente Prego. Noi abbiamo finanziato le cose e voi tagliate i nastri. Allora, la privatizzazione certo che rappresenta un'occasione di crescita. Secondo me il ragionamento andava fatto in maniera più complessiva, però ci sono una serie di preoccupazioni. Infatti io così ho detto, privatizzazioni sì, ma a condizione, e su questo sicuramente il piano industriale è uno strumento essenziale, fondamentale, perché noi sappiamo che là dove c'è il profitto, a volte cos'è che è successo? Là dove c'è stato il profitto, poi i privati hanno pensato solamente a portarsi gli utili e a non investire nelle manutenzioni. Ma non esiste. Ma che interesse avrebbe? Di Pasquale, la domanda adesso, al di là dei sorrisi, assurdo quello quale che sarebbe dici? l'interesse di un privato che mette soldi a non investire su quello che compra? L'abbiamo visto anche. Ma dove l'hai visto? Tu in quali aeroporti l'hai visto? Ma parla di aeroporti, non parlare di altre cose. Parla di aeroporti, Nello, non divagare, non dire cose che non ci sono. Anche per i lavoratori. Ma quali dei profitti ci A differenza saranno? di D'Agostino, che è tutto a posto, è tutto bene. I bilanci, Noi diciamo valgono i bilanci, non le parole, i privatizzazioni, bilanci. ma il piano industriale è un piano fondamentale che ci può dare garanzie su tutto questo. Abbiamo una visione diversa, lui deve dire che è tutto a posto e tutto bene, lo capisco anche perché noi diciamo sì privatizzazioni, ma dobbiamo avere una serie di garanzie affinché chi è che investa deve garantire una serie di determinate cose. Bisogna migliorare l'infrastruttura. Mancuso, che vuole dire? Voglio dire che l'aeroporto di Catania non produce utili. Ma non è vero, non produce utili. L'ultimo bilancio depositato sono 3,3 i milioni di utili. Nulla. Meglio rispetto alle perdite. Lasciamo del passato. perdere meglio o peggio. Oggi non siamo nelle condizioni di vendere una Ferrari, ma una 500. E che bisogna fare secondo me? Bisognava prima migliorarlo e portarlo in condizioni di Ferrari che Siamo nella funziona. logica sempre dei pretesti. Oggi no? non è un pretesto. Sì, che è un pretesto, certo che è un pretesto. Sì, perché io Fabio, voglio vendere l'aeroporto di Catania secondo una congruità economica che venga sostenuta da tutti gli atti e da tutti i fatti economici dell'aeroporto. Allora, la scommessa è ad oggi La scommessa è partendo questa, dalle vediamo. recensioni e partendo da un master Le plan, recensioni. sì, dalle recensioni, sì, partendo dalle recensioni. Ma se non si che presenta sono gli nessuno, utenti, se non si che presenta sono- nessuno, non che fa sono gli un'offerta utenti, congrua, hai fammi ragione parlare, tu. partendo dalle recensioni. E per finire nel master plan che gli investimenti non li deve fare l'aeroporto, neanche i privati, perché le infrastrutture non sono a discapito di quella che sarà la gestione,
ma di tutta una serie di altri attori, dalla regione allo Stato. Che quelli già stanno arrivando, con i fondi europei arriva la c'entrano con l'aeroporto, quella è una parte. L'interramento arriva con i fondi Allora io europei. cosa voglio dire? La privatizzazione deve arrivare, ma questa privatizzazione deve dare sicuramente, parliamo di aeroporto, non deve parliamo dare di autostrade, sicuramente che c'entrano le autostrade con l'aeroporto? alla città di Ma perché Catania, l'intermodalità a non è tutti una quelli cosa che così? sono i soci, Facciamola. che sono diverse attività imprenditoriali di questa provincia. Difatti a parte, sentite, ascoltate Mancuso, tutte e due, insomma, poi vi fate rivedere. Quindi io sono per vendere l'aeroporto di Catania non al miglior offerente. Vendo l'aeroporto di Catania che abbia un valore, oggi non ce l'ha. Ognuno potrà dire sempre in futuro che non è mai stato fatto su che X, abbia un valore e oggi non ce l'ha, e che il tempo che abbiamo perso in questi ultimi anni lo recuperiamo con un'azione forte che possa dare a questa macchina il valore di una Ferrari. Quindi se ne parla fra 10 Allora, anni. Buoni, Ombra. Ecco, i pretesti sono questi. Se ne parla Questo fra 10 è anni. il clima della Ma questo è il giochetto Vabbè, politico a Catania è questo, caro Non è che dipende da me la vendita o di qualcun altro. questo è il clima dipende delle dalle cose che privatizzazioni. dici, no? Mi pare che per Sei Trapani troppo intelligente. mi fate parlare, direttore Ombra. Abbassate i volumi in studio, sentiamo il direttore Ombra. Guardi, io vi seguo fino a un certo punto. Vorrei dire all'onorevole Di Pasquale, non esiste imprenditore che fa investimenti e voglia prendere gli utili e scappare. Guardi, io faccio impresa da 4 generazioni. Noi siamo la Ma che sei? Ma non ne ho, però fate finire un concetto. Neanche uno ne hai esempio. Ma che di aeroporti devi parlare? Parla di aeroporti. onorevole, io Parla di io non ho- fatelo parlare, non ho non la è interrotto. verve che avete voi. Guardi, io non riesco a interrompere la gente. Ma Se c'ha volete pure parlare voi, la voce bassa, poverino, con l'influenza. no, non ce l'ho basta, ce l'ho Rauf. Rispettate. Dicevo, non c'è imprenditore che l'imprenditore cerca sempre di restare al passo con i tempi, perché se arretra perde i propri soldi, non i soldi della comunità. Quindi è necessario che l'imprenditore cerca di investire, ed è chiaro pure non esiste un'impresa che voglia fare attività e non abbia la governance in mano, quindi è chiaro che in ogni caso ci può essere una proporzione nella suddivisione una divisione della parte dell'azionariato, ma è chiaro che la governance la vorrà sempre il privato. Questo per rispondere anche a chi aveva parlato prima. Per quanto riguarda la privatizzazione, ribadisco, sono passaggi necessari. Molti aeroporti stanno passando nelle mani dei privati e vengono gestiti bene. Guardate aeroporti di Roma, guardate aeroporti di Venezia, guardate aeroporti di Toscana, insomma sono aeroporti che stanno avendo passi avanti. Dopodiché la Sicilia resta il terzo polo italiano per quanto riguarda il numero di passeggeri, quindi è necessario che un passo avanti vada fatto. Il sistema lo prevede anche il Piano Nazionale degli Aeroporti, il sistema delle reti aeroportuali diventa un elemento fondamentale. Su questo diverse volte ho fatto interventi col Presidente della Regione perché si possa già cominciare a imbastire un piano di rete degli aeroporti siciliani, anche perché scontiamo un sistema intermodale assolutamente carente. Anche perché, mi scusi l'Ombra, voi dovreste camminare con Palermo, diciamo, per capirci, no? Insomma. Guardi, nonostante per anni si è tentato di fare una pseudo guerra tra Palermo e Trapani, io ho fatto per 2 volte il presidente dell'aeroporto dal 2007 al 2011 e dal 2019 a oggi, e devo dire ho avuto sempre buoni rapporti con gli amministratori, abbiamo cercato di fare sinergia, anche perché non è vero che tra gli aeroporti si fanno concorrenza. Guardi, quando ho preso l'aeroporto in mano di Trapani aveva 200.000 passeggeri e Palermo ne faceva 8 milioni. Oggi Palermo ne fa 9 milioni e noi ne facciamo 1 milione. Abbiamo sanato un po' l'aeroporto, superiamo ormai dal secondo anno consecutivo che superiamo il 1 milione di passeggeri, e per il secondo anno consecutivo chiudiamo il bilancio inutile. Cioè, voglio dire, anche il pubblico riesce a fare dell'attività che sia positiva. Lo so quello che vuole dire, con i soldi che gli ha dato. I soldi della regione. Con i soldi che gli ha dato. Onorevole, che lei dica una cosa del genere non le fa onore. Allora, dei soldi che la regione... No, lo dico. Se me lo fa spiegare, dei soldi della regione nel conto...
se i soldi della regione, nemmeno un centesimo entra nel conto economico di Airgest, i soldi transitano per Airgest per fare promozione territoriale. Un aeroporto che ha tante corse, a differenza di allora non dica delle cose inesatte. Tantissimi milioni di euro da parte. Senta Ombra, le volevo chiedere un'altra cosa. Non ero presidente io quando veniva il gatto di Pasquale. Non era quello che doveva fare il presidente della regione, il gatto. Ricapitalizzato. No, quello era quello di Micci. Allora, Ombra, le volevo chiedere una cosa. Bisogna fare sono stati stanziati dei soldi da parte di questa famosa manovrina del presidente Schifani, del quale si è parlato recentemente, fondi che arriveranno a breve, anche per abbassare la cosiddetta addizionale comunale, insomma, per gli aeroporti che di comunale non abbiamo. Io guardi, ho litigato fino a 2 minuti fa col sindaco di Misiliscemi che non ha capito che dell'addizionale comunale di comunale non ha nulla, perché va all'INPS, va al fondo antincendio e va al fondo di perequazione dei dipendenti del trasporto aereo. Quindi di comunale ha veramente quisquiglie. Diverso è l'eliminazione dell'addizionale che molte compagnie chiedono, perché è un limite forte allo sviluppo del traffico. Quindi diciamo questo aiuto c'è o no? Cioè, non ho capito. C'è. Non è un aiuto, attenzione, non è un aiuto agli aeroporti, la regione assorbe l'addizionale comunale per quanto riguarda i piccoli aeroporti, che serve anche a perequare le distanze tra gli aeroporti. E si tradurrà in un abbassamento del costo del biglietto in qualche modo? Ma no! Guardi, fondamentalmente si tradurrà essenzialmente in un incremento di offerta. L'incremento di offerta però legge di mercato abbassa il costo del biglietto aereo. Peraltro non stiamo inventando nulla. La Calabria, il Friuli Venezia Giulia, l'Abruzzo, tra brevissimo la Sardegna lo hanno già fatto. Devo dire, col Presidente abbiamo ragionato, eliminarla per tutto o assorbire, che la Regione assorbisca per tutti gli aeroporti l'addizionale comunale, veniva un numero troppo oneroso, parliamo intorno a 70-75 milioni di euro. Farlo soltanto per gli aeroporti secondari incide per circa 6 milioni e mezzo, più o meno una cifra assolutamente sostenibile, e devo dire sia l'assessore Aricò che l'assessore Dagnino hanno supportato questa proposta, e devo dire sembrerebbe che dalla riunione dei capi della maggioranza sia stata vagliata positivamente. Ora c'è un percorso che prevede sia il passaggio in aula, in giunta in aula, e dopodiché un accordo con lo Stato per poter arrivare a questo abbattimento. Mica, cosa potete fare voi per aiutare questo aeroporto? Lei che è di Trapani, insomma, rappresenta il territorio. Ma guardi, l'aeroporto si aiuta. Ah, scusi, no, non avevo capito che era per me. Prego. No, Bica, sta parlando Bica, che è il deputato del territorio di Trapani, insomma, di Fratelli d'Italia. Ma la privatizzazione degli aeroporti è un'opportunità. Se vogliamo progredire dobbiamo incamminarci verso questa strada. Perché bene ha fatto soprattutto il presidente Ombra sull'aeroporto di Trapani, che lo ha portato in attivo, e l'aeroporto già cammina da solo, il che chiaramente in un contesto in cui si deve immaginare una privatizzazione, un aeroporto che già porta utili, è chiaro che può consentire una migliore offerta agli investitori primari. Oltretutto non è che la gestione dell'aeroporto viene regalata dalla così con superficialità. Ci sarà sicuramente un piano industriale che prevederà dove vuole arrivare l'aeroporto, gli investimenti da realizzare e gli obiettivi da raggiungere, ovviamente compensando quelli che sono anche i servizi e garantendo i piccoli aeroporti, soprattutto là deve essere garantito il servizio. Dopodiché vorrei dare una cosa in maniera molto cruda. Negli aeroporti il traffico purtroppo si acquista in qualche maniera, cioè dire i vettori, soprattutto i low cost, e lì c'è Ryanair che quasi non ha concorrenza, vanno in un aeroporto dove hanno una convenienza, dove o c'è l'abbattimento, come si sta facendo negli aeroporti piccoli, dell'addizionale, per cui il vettore ha un interesse, e vedrete che i vettori aumenteranno. Già mi risulta che Ryanair è a conoscenza di questo e quindi già sta facendo delle proposte. Questa politica sempre così, Ryanair, insomma, sempre a giocare a ribasso, dice io vi porto i passeggeri, arrivo dove voi non avreste nemmeno immaginato di arrivare, di portare i vostri cittadini dove vostra di arrivare, è convenienza vostra. La smettete voi qua di litigare in studio, ma è assurdo. Allora, pubblicità e poi fate la pace. E poi fate la pace in diretta però. Rientriamo in diretta per l'ultima parte della nostra trasmissione. Allora, siccome oggi sono tutti indisciplinati gli ospiti del punto, allora abbiamo 10 minuti totali per chiudere questa trasmissione.
qualche minuto lo vorrei dedicare però a Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, perché diciamo, si è tolto in questa intervista rilasciata a Simone Mazzone qualche sassolino, soprattutto, lo dico, rivolto a chi sostiene, diciamo, che il pubblico sia la strada migliore. Sentiamo Nico Torrisi. Nel suo ruolo della SAC è felice di trovarsi in questo momento qui, in questo posto, durante questo cambiamento epocale per l'aeroporto? Ma sono felice di aver dato il mio contributo, consapevole che da soli non si sta bene neanche in paradiso, quindi sono felice di aver fatto questo percorso con persone leali. Ho incontrato tanta slealtà in giro, tanti tentativi di, com'è che la chiamate, di mascariamento, tante situazioni nelle quali non potendosi magari attaccare a cose sbagliate dal punto di vista gestionale c'è stato il tentativo di tirare giù in maniera sleale, ma sappiamo, perché siamo anzianotti, la barba bianca lo dimostra in queste attività, che questo fa parte del gioco, quindi non è una cosa che ci stressa o ci turba. Beh, può raccontarlo, si vuole togliere qualche spina dal fianco? No, dispiace perché è sempre antipatico dire no, ma mi viene molto più facile che dire sì, per due ordini motivi. Il primo è perché dicendo no a tutti non si offende quasi nessuno. Il secondo perché ci sono dei sì che sono infinitamente pericolosi. Io arrivando qua scherzando ho verificato una specie di leggenda di come fossero entrate le persone decenni or sono. E magari uno era il figlio, un altro il cugino, un altro, quindi avevo una leggenda di appartenenze varie, a tutti i livelli. Ma non vuole dirlo chi vi ha ostacolato in questi anni? Ma tanto alcuni li ospiterete, perché poi non c'è cosa migliore naturalmente dell'essere osteggiati vabbè, comunque va bene, è tutto a posto. Ripeto, ma nessun problema, tanto ho buona memoria e poi va bene così. Ripeto, una cosa la posso raccontare, questo è un aneddoto simpatico. Venne una volta un deputato con una donna, una giovane assunta, non me lo disse, mi chiese un appuntamento, io ricevo tutti senza nessuna difficoltà a porte aperte, e mi disse: ti voglio presentare l'amministratore che ti vuole ringraziare. Ho detto: signorina, dottoressa, in realtà era anch'essa laureata. Ho detto: io mi complimento con lei, ma perché viene con questo signore che per lei non ha fatto nulla e cerca di ingraziarsi rispetto al fatto che comunque lei ha vinto con le sue gambe? Questo per fortuna mi ha tolto il saluto, ne faccio volentieri a meno, però il messaggio che voglio dare anche a chi dovesse guardarci, dei nostri collaboratori, quasi va avanti con le proprie gambe, e io sono molto grato dell'altra cosa che volevo dire al personale dell'aeroporto di Catania, a tutta la comunità aeroportuale, perché se oggi ci ritroviamo in uno stato di salute all'aeroporto, questo dipende da tutta la comunità aeroportuale, che tra l'altro si è ritrovata proprio anche grazie a quell'incidente, di quel piccolo incendio che ci fu un anno e mezzo fa, perché ha ritrovato non solo compattezza, dignità e orgoglio. Quindi sono state delle risposte importanti di gente che lavorava 16 ore al giorno, sottoposta a un bombardamento di critiche, di mediatiche, insomma tutto, e dico, il tempo in questo, grazie al cielo, è stato galantuomo. Per quanto riguarda questa operazione, tra i tanti, diciamo, si è mostrato entusiasta il presidente Schifani, anche il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Avete trovato quindi una sintonia dopo che lui aveva chiesto le sue dimissioni 2 anni fa? Ma questa è una storia vecchia che però vi piace ricordare, secondo me sbagliando, perché è una storia superata, però capisco il vostro mestiere, la vostra professione, no. Vabbè, è un fatto. Sì, anche un fatto che sia superato. Col sindaco c'è piena sintonia, credo che quelli sono stati fatti che tra l'altro siano stati già chiariti da chi doveva, e cioè dalla magistratura, quindi posso parlarne con un ampio sorriso perché credo di aver avuto ragione non rispetto al sindaco, ma rispetto ai fatti, rispetto alle responsabilità che ci siamo presi, rispetto al modo in cui abbiamo gestito una situazione drammatica che comunque non ha visto mai il sindaco come avversario o peggio ancora come nemico. Allora, velocemente, dovete essere telegrafici tutti. Questo lo dico perché tra le righe l'ha detto, no? C'è il politico che viene, chiede il posto di lavoro, c'è l'amico, c'è la cosa, eccetera. Essendo privata tutta la struttura, guardo Stefania Campo per guardare anche tutti quelli che sono contrari in qualche modo e per interpretare il pensiero di Nico Torrisi e che poi il pensiero di quelli che dicono sì alla privatizzazione. Si leva tutto questo, no? Stefania Campo.
Se c'è un privato, insomma, il privato non bada poi all'amico, all'amicizia, pensa il privato in realtà di più, perché chiaramente è più facile far transitare personale da un privato piuttosto che da un pubblico che deve garantire dei concorsi. Volevo chiudere il mio intervento facendo una proposta al Presidente Schifani per farci dormire sogni tranquilli. Ad oggi la proprietà è per il 60% delle Camere di Commercio del Sud-Est, stiamo parlando di SAC, il 12% del Libero Consorzio di Siracusa, il 12% della città metropolitana di Catania e il 12% dell'IRSAP, e poi abbiamo il comune di Comiso con l'1% e il comune di Catania con il 2%. Perché non far transitare le quote di IRSAP al Libero Consorzio di Ragusa in maniera che tutti e tre i territori che afferiscono a Catania e a Comiso siano rappresentati e possano, nonostante l'ingresso del privato, avere voce in capitolo anche per l'interesse pubblico? In parti uguali, non più o meno. Uguali, perché ad oggi è un po' una stortura che questo 12% non ce l'abbia il Libero Consorzio di Ragusa, ma l'IRSAP. Perché fa la faccia? Perché ci vogliono i soldi. Vabbè, allora ce li hanno. 70 milioni. Siete i promotori di ricostituire le province, votiamo cose. Questo sarebbe un bel segnale politico. Mancuso, ce l'aveva con lei Torrisi, no? No, con lei io non ho avuto mai la fortuna di entrare nella stanza delegato. Sì, non ho mai frequentato le stanze, diciamo, di SAC. Mi dispiace che a un'operazione che dice Nico di mascariamento che lui ha ricevuto, ne ha lanciato un altro in questa trasmissione di mascariamento non si sa chi, la solita omertà. È un'omertà che naturalmente viene trasferita senza nessuna motivazione e senza indicare qualcosa, se no dovremmo aprire veramente gli scenari, anche quelli che sono successi nelle ultime settimane su quello che riguarda promozioni o altro all'interno della SAC, ma non è questo il giusto appuntamento. Ce ne possono essere anche altri dove abbiamo sicuramente più tempo, quindi io sono sempre uno che parla chiaramente e con grande serenità. D'Agostino, poi Di Pasquale, poi brutto, Fabio, dovremmo dirla però riguardo all'aeroporto. Quello che ha detto è bruttissimo. Una cosa dobbiamo dirla, che nel passato quello che dici tu è molto brutto, perché lui non si è riferito a nessuno, tu ti sei riferito a lui. Allora il mascariamento, ci sono state delle parti politiche, che sono state molto ma molto aggressive nei confronti dell'attività gestionale della SAC, molto ma molto critiche, aggressive, molto aggressive, oltre che critiche, nell'attività anche sulla privatizzazione. Molte di queste critiche provengono proprio da voi. Ma l'aeroporto fa gola a tanti. E non va bene. D'altra parte tu lo dimostri sia con queste parole e con i pretesti che ti portano sempre ad allungare il brodo. Perché dobbiamo avere il coraggio di dire la verità. Parla Antonio. Dobbiamo avere il coraggio semplicemente di dire la verità. Qual è? Negli anni l'aeroporto è stato uno dei più grandi uffici di collocamento della politica e non si possono contare i consiglieri di quartiere, ex deputati, sindacalisti, perché qua non è una partita del centrodestra, questa è una partita di destra, di sinistra, che lavorano nell'aeroporto. Cioè l'aeroporto è stato nel passato, e sappiamo lì si è rivendicato proprio questa sua però anche tu adesso devi dire quali gestioni hanno permesso questi comportamenti che in questi anni non ci sono stati. Torrisi ha rivendicato proprio questo ruolo. La politica ha sempre primato. E di chi, in quali periodi ci sono state le cose che dici tu. Tutte. Ma non in questa. Nel passato, ma non in questa. Passato. Quindi se dobbiamo andare a vedere chi erano i politici che governavano comuni e province in quel periodo, possiamo fare i nomi e cognomi, giusto? E non è semplice essere una differenze. Stiamo attenti. Pezzo la lancia anche a favore di Nico Torrisi. Non è semplice essere del presente. In una società in cui la politica hanno sempre salutare gli ospiti. Io volevo completare due cose, devo dire. Ci sono finiti i titoli di coda. Allora, io voglio completare dicendo: l'aeroporto è in salute e torna inutile dopo anni e fa utili anno dopo anno, nonostante il Covid e nonostante l'incendio di cui poi Torrisi ha parlato. Con l'autofinanziamento non si può
procedere agli investimenti di centinaia di milioni che servono per la pista, per il Terminal B, per i parcheggi e per tutto il resto. Ci vuole il privato. Un aeroporto oggi in salute è collocabile sul mercato. C'è tutta una procedura che è governata da degli advisor scelti a livelli apicali dal punto di vista delle professionalità, che garantiscono i livelli occupazionali, garantiscono che non ci sarà chiusura di nessun aeroporto. Ovviamente parliamo di Comiso. Sarà il mercato, lo dico a Fabio Mancuso, a dare il vero reale valore all'operazione. La scommessa qual è? Se dovesse essere un valore basso, hai ragione tu, ma se dovesse essere un valore congruo, avrà ragione la governance di Torrisi e del Consiglio di amministrazione, che ha portato avanti. Grazie a tutti. Allora saluto l'amministratore delegato di Airgest Trapani, Salvatore Ombra. Grazie. Buonasera. Ombra, per essere stato con noi. Insomma, visto il dibattito sugli aeroporti, come sempre si accende sempre. Io l'unico dubbio che qualcuno ha avuto, diciamo, nella storia delle privatizzazioni è che magari poi il privato fa il prezzo, come sempre, e alla fine magari aumenta, non è che possibile per forza. No, ci sono degli indicatori, ci sono degli indicatori. È una cosa matematica, non è una cosa così a occhio, non è una cosa a trattativa. A trattativa così. E d'altra parte non si vende se non è una vendita che conviene. Non è che il prezzo del finale, dei biglietti, insomma, delle cose, cioè proprio all'utilizzatore finale. Il biglietto domanda e offerta. Il prezzo del biglietto è domanda e offerta. libero mercato. Ok, allora, Annello lo vogliamo in trasmissione la prossima volta. Di Pasquale, la prossima volta in trasmissione. Di Pasquale, ti vengo a prendere io la prossima volta. Ti vengo a prendere io. Senza aspettare la Ragusa Catania di Pasquale, perché sennò ci vediamo. Bene. Ci vediamo chissà quando. No? È 30 anni che aspettiamo questa cosa, meno male. Va. Grazie Giuseppe Bica da Trapani, deputato regionale dei Fratelli d'Italia. Grazie anche per la disponibilità, grazie a Antonio Condorelli che ritornerà ovviamente la prossima settimana con noi, grazie all'onorevole Nicola D'Agostino, deputato regionale di Forza Italia, grazie all'onorevole Stefania Campo, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, grazie a Fabio Mancuso, sindaco di Adrano, io lo dico, coordinatore regionale, lei faccia gli scongiuri, c'è tempo. Grazie a tutti, appuntamento alla prossima puntata, prossima settimana, sempre qui, Il Punto.